problema dell'acqua è un problema grave in molte zone d'Italia. Conoscete già la situazione di Vicenza con i PFAS, che sono un'emergenza per 300.000 persone e possono essere un danno gravissimo per milioni di veneti e di italiani. Anche a Mogliano abbiamo una situazione analoga di inquinamento da mercurio e da altre sostanze e ho depositato un'interrogazione per chiedere lo stato attuale di conoscenza delle cose e cosa intende fare ovviamente il governo per rimediare a questa situazione, e naturalmente per farlo mi sono appoggiato alla consigliera comunale di Mogliano Veneto, che appena entrata in consiglio si è occupata subito del problema, vero Cristina? Sì, certamente i temi ambientali sono sempre stati la nostra priorità. A Mogliano Veneto ci sono diverse criticità rispetto a questi argomenti. Abbiamo subito fatto una battaglia sul glifosato, che è questa sostanza cancerogena. È stato definito questo aspetto dallo IARC, l'agenzia dell'OMS, viene utilizzato in maniera indiscriminata su tutto il territorio comunale, ma non solo a Mogliano, in tutti i comuni diciamo, dove l'attività agricola è abbastanza avanzata. Abbiamo chiesto che fosse messo al bando il glifosato sia sui terreni agricoli privati che nei terreni pubblici. Purtroppo la richiesta, non essendoci una legge nazionale, non è stata accettata, è stata respinta. Comunque siamo riusciti ad ottenere un regolamento sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari a Mogliano Veneto con il bando appunto del glifosato nelle aree pubbliche. Ci basta? No, non ci basta, perché un regolamento, se non ci sono i controlli, non garantisce la salute pubblica. Poi diciamo, arrivare anche a trovare un responsabile quando i danni sono stati fatti, dal nostro punto di vista non è soddisfacente. Certo è molto, perché chi inquina paga, però bisognerebbe agire secondo il principio di precauzione. Il problema del mercurio poi è un problema annoso per la provincia di Treviso, perché risale a parecchi anni fa. Mogliano Veneto, seppure nella traiettoria individuata dagli esperti, quindi a sud-est rispetto a quella che è stata individuata come l'origine, non è mai stato ritenuto un comune che potesse essere coinvolto in questa problematica. Con la nostra interrogazione nel Consiglio Comunale di Mogliano Veneto abbiamo risollevato questo problema e finalmente se ne è parlato. Pare che anche a Mogliano ci sia questo problema. Il senatore Girotto se ne è occupato e speriamo che con il suo intervento anche al Senato, con questa interrogazione che è stata scritta a 4 mani, ci sia anche un impatto diverso, diciamo più ampio rispetto al problema e delle risposte congrue. Ecco, un mese fa abbiamo fatto una serata informativa proprio a Mogliano, molto partecipata dai cittadini. La trovate su YouTube, la trovate sul mio sito, la trovate sul sito del Movimento 5 Stelle Mogliano. Lì è spiegato da 2 geologi e da altri esperti esattamente cosa sta succedendo nelle falde acquifere in zona trevigiana. Quindi chi vuole approfondire trova tranquillamente questo video. Adesso metteremo ovviamente il link a supporto come testo di questo video. Grazie a tutti.